Buongiorno, ben ritrovati, siamo in diretta come sempre, tanti gli argomenti che andremo a trattare, parleremo dei migranti, delle soluzioni e della lotta un po' tra i vari partiti. Vediamo che cosa succederà anche nei prossimi giorni, sentiremo anche ieri che cosa ha detto il sindaco di Treviso Mario Conte, ma anche tanta cronaca all'ordine del giorno perché torniamo a parlare del tredicenne che è stato travolto e ucciso a Negrar nel Veronese. Saranno celebrati il 12 nella chiesa di Negrar i funerali del tredicenne Chris Abom, travolto e ucciso dal pirata della strada, denunciato ma non arrestato. L'uomo, e mentre infuria la polemica proprio su questo, il 39enne operaio si difende. Sentiamo. Preferirei essere morto io al suo posto. Racconta di non riuscire più a dormire, di non riuscire più a mangiare, è sconvolto e vuole scrivere una lettera a quei genitori che hanno perso il loro amato figlio, per causa sua. Lui è il 39enne che ha travolto e ucciso Chris Abom a Negrar, lasciando il tredicenne a terra in fin di vita e andandosene quando il ragazzino avrebbe potuto essere salvato. Ma continua a ribadire: non sono scappato, non l'ho proprio visto. Vi pare che se mi accorgevo di aver investito una persona poi me ne andavo via come niente fosse? Ho sentito un colpo, mi sono fermato, sono sceso, mi sono guardato intorno e non ho visto nulla. Pensavo di aver sbattuto contro un cartello stradale, perché poco lontano ce n'è uno tutto accartocciato. Le telecamere però lo hanno immortalato quando il giorno dopo, danni alla carrozzeria evidenti, si recava al lavoro tranquillamente. Denunciato e non arrestato perché, come ha spiegato in queste ore di roventi polemiche il sostituto procuratore di Verona Bruno Bruni, l'automobilista non si poteva arrestare, non c'era flagranza di reato. Se si fosse proceduto all'arresto sarebbe stato illegale. Al massimo si poteva valutare il fermo di polizia giudiziaria, ma al 99% anche questo non sarebbe stato convalidato. I carabinieri, ha aggiunto Bruni, hanno valutato che non vi fosse pericolo di fuga. Certo, si era allontanato dal luogo dell'incidente, ma era tornato a casa, non era scappato. Adesso, conclude, vaglieremo tutti gli elementi e valuteremo se vi sia la necessità di eventuali misure cautelari. L'uomo in passato era stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Si tratta di un errore di gioventù. Avevo 20 anni, racconta l'operaio 39enne, che ha confidato al suo legale di aver deciso di scrivere una lettera ai genitori di Chris. La darò al mio avvocato, dice, perché la consegni. Scriverò che mi dispiace e che non l'ho fatto apposta a lasciare solo il loro bambino. Intanto, nelle prossime ore verrà disposta l'autopsia sul corpo del tredicenne. Il parroco di Negrar ha già concordato con la famiglia la data dei funerali, che saranno celebrati sabato 12 agosto nella chiesa del comune della Valpolicella. Ed una notizia invece positiva, perché è fuori pericolo il bambino di 5 anni investito 2 settimane fa in via Cairoli a Padova. Sono in miglioramento le condizioni del bambino di 5 anni investito lo scorso 19 luglio in via Cairoli dopo essere sfuggito dal controllo della mamma e aver attraversato la strada mentre stava arrivando un'auto. Il piccolo, dopo l'impatto violento con la vettura guidata dal presidente dell'Ordine dei Medici Domenico Crisarà, che aveva cercato in tutti i modi di frenare, era stato ricoverato in terapia intensiva pediatrica. Le sue condizioni erano parse fin da subito molto gravi. Fortunatamente la fase più critica è stata superata e il bambino nelle scorse ore è stato dimesso dalla terapia intensiva e trasferito in pediatria per il decorso. Crisarà, dopo l'impatto, aveva prestato i primi fondamentali soccorsi al piccolo in attesa delle ambulanze. Ora, dopo la paura e la preoccupazione di questi giorni, la situazione sembra essere definitivamente in via di miglioramento. Continuiamo con la cronaca, atti sessuali con una dodicenne e consumo di droga, arrestato un tunisino, siamo a Padova. Prima la droga, poi rapporti sessuali con una bambina di 12 anni. È finito in carcere un 51enne tunisino accusato di aver abusato di una minorenne, figlia di una coppia di conoscenti. Lo straniero irregolare sul territorio avrebbe carpito la fiducia della ragazzina. Con lei avrebbe consumato cocaina e poi avuto rapporti sessuali. A scoprire questa terribile storia i poliziotti della squadra mobile, che dopo l'allarme lanciato dai genitori hanno trovato in piena notte ad aprile il 51enne tunisino appartato in auto con la dodicenne. La ragazzina
ragazzina ai poliziotti ha detto di essere innamorata dell'uomo e di non voler rientrare a casa. I poliziotti hanno ricostruito la vicenda. Da marzo i genitori della dodicenne, gestori di un bar della cintura urbana, avevano iniziato a frequentare il marocchino, che in più occasioni ha anche dormito a casa loro. È in questo contesto che l'uomo ha circuito la minorenne, iniziando con lei una storia di soprusi e droga. I poliziotti hanno accompagnato la dodicenne in pediatria per le visite, dove è stata riscontrata l'assunzione di droga e purtroppo confermati gli abusi. Successivamente la piccola è stata affidata ad una comunità per cercare di superare questa storia terribile. Lo straniero invece è accusato di atti sessuali ai danni di una minorenne. Al termine delle indagini è stato arrestato. Ed ora invece andiamo a Vicenza, perché a distanza di una settimana dalla furia che ha incendiato l'isola di Rodi in Grecia, il racconto di un turista vicentino rientrato da qualche giorno a casa, era in vacanza e racconta la sua disavventura vissuta scappando dalle fiamme che stavano avanzando verso la sua struttura, dove era alloggiato lui ed un gruppo di vicentini. Per noi sul posto Luisa Bertini e Romeo Colombara. Sì, buongiorno a voi, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo in compagnia di Romeo Colombara, che è riuscito a scappare da Rodi in fiamme e ci racconta la sua vacanza da incubo. Tutto è successo un pomeriggio, ore 14 del pomeriggio. Voi eravate in spiaggia e avete iniziato a vedere il fuoco e il fumo che si avvicinavano. Sì, il fumo saliva sempre di più da altre località della zona. Abbiamo cominciato a preoccuparci perché vedevamo delle persone che correvano, chi con bagagli e chi proprio in costume, al che abbiamo deciso di andare in reception e chiedere informazioni. E inizialmente ci è stato detto che la situazione era sotto controllo, ma in contemporanea ci arrivavano i messaggi di alert nei telefonini, al che abbiamo preferito radunarci tutti nella reception dell'hotel e nonostante il manager continuasse a dire che la situazione era sotto controllo. Sono bastati 5 minuti e c'è stata l'allarme con l'evacuazione generale di tutto l'hotel. E poi voi siete scappati praticamente a piedi. Chi aveva le valigie pronte ha preso le valigie portandole a mano, altrimenti siete andati a piedi per 2 chilometri camminando. Sì, sotto il sole eravamo in costume e in ciabatte, però l'importante era prima di tutto fare l'evacuazione della struttura perché era possibile soggetta all'incendio stesso. Non era solo il problema del fuoco, ma soprattutto del fumo, un fumo acre e non si sapeva questo fumo se era di carattere vegetativo perché stavano prendendo fuoco tutte le strutture. E quindi abbiamo camminato lungo questa strada insieme a molte altre persone, comprese il personale dell'hotel, l'animazione e tutto, per circa 2 chilometri. E poi da lì vanno portato in un'altra struttura, o meglio, prima alcuni sono stati fatti salire su dei barchini, voi avete preferito invece andare in un'altra struttura? Noi inizialmente, come tanti altri, ci hanno portati in una spiaggia, siamo rimasti lì fino a sera, quando sono cominciate le operazioni di trasbordo di donne e bambini verso dei traghetti che erano stati posizionati fuori dall'area. Però sono cominciate le situazioni di panico perché c'era chi spingeva, c'era chi voleva salire anticipando i bambini e le donne stesse. Noi abbiamo preferito tornare sulla strada principale e in quel momento sono arrivati degli autobus che ci hanno portato a circa 20 km a sud. Però non è finita qua perché nella seconda struttura in cui vi hanno portato poi avete dovuto evacuare nuovamente. La stessa cosa, problema sempre di incendi e un fumo acre che era in tutta l'area, per cui tramite un'altra seconda organizzazione siamo evacuati a nord a circa 3 ore di autobus in un'altra struttura. Ecco, un incubo, quali sono state le sensazioni quando non avevate indicazioni, quando scappavate non sapendo dove andare di fatto? E il problema, come sappiamo in questo caso, è il panico, perché bastava un'informazione qualsiasi anche errata e facevano cambiare completamente il flusso delle persone da una parte all'altra. Ovviamente poi la difficoltà lì c'era anche per le strade stesse che erano bloccate. Le strade erano bloccate, non c'era elettricità, quindi c'era una situazione un po' critica, per dire critica. C'erano moltissime valigie abbandonate nella spiaggia, quindi c'era anche il problema di inciampare e quindi c'era una confusione che è quella che normalmente genera anche incidenti di questa importanza, insomma. Ecco, io ringrazio Romeo Colombara e restituisco a voi da lì nello studio. Grazie davvero a Luisa Bertini e al suo ospite. Noi andiamo
ora a Chioggia, dove per noi, lo vedo sullo schermo, c'è il nostro Filippo Fois, perché è scattato lo sciopero della polizia locale. Filippo, buongiorno. Buongiorno Daniele, buongiorno ai telespettatori di Antena 3. Siamo sotto le arcate del municipio di Chioggia, dove sta avvenendo la manifestazione che naturalmente prevede anche uno sciopero della polizia locale di Chioggia. Siamo in compagnia di Mario Ragno, che è segretario generale della funzione pubblica della UIL per il Veneto. Non si vede spesso uno sciopero della polizia locale. Perché questa decisione estrema? Beh, qui a Chioggia è la prima volta, perché i lavoratori vogliono lavorare con dignità e vogliono lavorare in maniera equa. Non può essere che chi organizza questo servizio, ovvio il comandante, abbia di fatto diviso il corpo in due tra chi lavora in ufficio e chi lavora all'esterno, e il carico domenicale è scaricato solamente su chi lavora all'esterno, e non è che chi è all'interno non ha le competenze o cosa, perché qualche domenica la lavorano anche loro ne lavorano 3 e chi sta fuori ne lavora anche 16. Noi abbiamo chiesto di equilibrare questa cosa, niente più, quindi non abbiamo chiesto cose strane, è il buono pasto serale, visto che il contratto nazionale prevede questo. Sono stati diversi incontri anche in prefettura, però non si è riusciti ad arrivare a un accordo. Beh certo, se come si dice qui, se qualcuno preferisce fare il bisato, il comandante, è ovvio che non si riesce a arrivare all'accordo. Il bisato è l'anguilla, quindi molto sgusciante, quindi ci siamo trovati dopo in prefettura, abbiamo smontato le tesi del comandante, ci siamo ritrovati qui a Chioggia anche su invito del viceprefetto. Mi sono preso io personalmente l'impegno di costruire una programmazione per i mesi estivi che tenesse conto di tutte le ferie già concesse, di tutti i riposi pre-ferie e post-ferie, appunto per non ledere il diritto di nessuno. Ho lavorato 2 notti per fare questo, il risultato è stato ottimo perché la disparità era da 6 a 8 domeniche, e invece che trovarci ha fatto il bisato, è sfuggito e ha detto non è compatibile. Allora, per cui noi chiaramente qua non abbiamo la controparte. Il comandante della polizia locale di Chioggia ci hanno detto che in questi giorni non è incitato. Naturalmente sentiremo un po' tutte le voci, sentiremo anche il sindaco Mauro Armelao, che è un agente di polizia ed è stato anche sindacalista degli agenti di polizia, per cui diciamo che le cose le conosce bene, e forse potrebbe avere, lo chiedo a Mirko Bardelli, che della RSU del comune di Chioggia, potrebbe svolgere un ruolo di mediazione. Il sindaco sicuramente potrebbe svolgere un ruolo di mediazione, anzi avevamo già iniziato un dialogo con il sindaco, perché i problemi della polizia locale non sono esplosi adesso, sono problemi di vecchia data, e noi abbiamo già iniziato un dialogo anche l'anno scorso, insomma, con il sindaco. Sicuramente il sindaco avrà un ruolo cruciale nel risolvere questa situazione, e auspichiamo appunto di riprendere anzi immediatamente il colloquio e i dialoghi col sindaco. Perfetto, tra l'altro il sindaco sta raggiungendo Chioggia, era a Venezia per un incontro in prefettura, avremo modo poi di avvicinarlo non appena ci raggiungerà qui davanti al municipio di Chioggia. Daniele, direi che per ora da Chioggia è tutto, io ti restituisco la linea. Fois, grazie per questa diretta e per i suoi ospiti. Noi andiamo avanti, ma rimaniamo però nel veneziano, anzi a Venezia proprio, perché decine di residenti che si sentono tormentati dalla movida, uno degli argomenti insomma di cui abbiamo parlato davvero tante volte nelle nostre edizioni, movida notturna. Proprio per questo hanno fondato i residenti un comitato per chiedere regole più severe. Se il comune non vorrà ascoltarli, dicono, sono pronti anche ad andare in tribunale. Sentiamo. La città è piena di confusione, casini, urla dalla mattina alla sera, e specialmente di notte abbiamo il diritto di poter dormire in pace. È nato da pochi giorni, ma conta già decine di adesioni. È il Comitato Danni da Movida, residenti veneziani la cui vita e riposo sono pesantemente condizionati dalla sempre più intensa vita notturna cittadina. A Venezia c'è un bar o un ristorante ogni 50 abitanti, e per ogni abitante ci sono 21 turisti che spesso vogliono far tardi la sera in uno dei 1500 locali che, assieme ad alberghi ed affittanze turistiche, occupano ogni zona della città.
La situazione è disastrosa perché va detto subito, per capirci, che la movida non è più estesa in alcune zone della città ben circoscritte, ma ormai è sparsa in tutta la città, per cui ogni angolo della città soffre di movida. L'ordinanza comunale contro la movida molesta della settimana scorsa è ritenuta insufficiente e in una lettera aperta all'assessore al commercio Sebastiano Costalonga e alla sicurezza Elisabetta Pesce, il comitato non esclude di ricorrere in ultima istanza anche alle vie legali, forte di alcune recenti sentenze che hanno riconosciuto le ragioni dei residenti. Intanto attendiamo un incontro con i 2 assessori, al quale incontro noi andremo molto volentieri, a patto che l'ordinanza venga momentaneamente sospesa, perché un'ordinanza che fissa un orario di chiusura che già non è umano alle 2 di notte, ma però che lo faccia solo per alcune zone di Venezia, quando la movida è dappertutto, è una cosa a dir poco assurda. Il comitato chiede tra l'altro maggiori controlli delle forze dell'ordine, anticipazione degli orari di chiusura notturna, più distanza dei plateatici, soprattutto per gli accessi alle abitazioni, e una norma che regoli definitivamente il consumo al di fuori dei locali e dei plateatici. Ed ora andiamo a Padova per una bella storia, una persona, Anthony Civolani, che aveva lanciato un appello perché voleva ritrovare la pediatra che 20 anni fa lo aveva salvato, gli aveva salvato la vita e questa dottoressa è stata trovata, quindi buone notizie e sentiamo il servizio. Sei qui in ascolto e se per caso qualcuno potrebbe conoscerti o che lavorava in pediatria di Padova o che è una pediatra di Padova nel 2003, notte tra il 31 luglio e il 1 di agosto, se si ricorda di aver salvato una persona in un incidente in moto, strada Battaglia, io sono qua che ti aspetto. Un appello, quello di Anthony Civolani, che non è caduto nel vuoto e il tantam mediatico ha dato i suoi frutti. In pochissimi giorni la pediatra è stata ritrovata. Il 50enne padovano potrà incontrare e abbracciare la dottoressa che 20 anni fa lo soccorse dopo aver fatto un incidente all'uscita dal cinema di 2 Carrare. Uno schianto in moto avvenuto la notte tra il 31 di luglio e il 1 di agosto del 2003. La dottoressa stava andando anche lei al cinema e vedendo l'incidente ha prestato i primi soccorsi applicando un laccio emostatico ed evitando che Anthony morisse dissanguato. La mobilitazione dopo l'appello lanciato dal 50enne ha coinvolto tutti, soprattutto l'azienda ospedaliera e l'USL 6. La professoressa Liviana D'Adalt, direttrice del Dipartimento della Salute della Donna e del Bambino, ha ricevuto così una telefonata da un'ex allieva che ha confermato di essere proprio lei la dottoressa che aiutò Anthony quella notte. La donna, oggi pediatra di libera scelta, preferisce evitare il clamore mediatico, ma dovrebbe incontrare privatamente Anthony, che appena saputo della notizia si è commosso perché questo incontro per lui rappresenta un appuntamento con il dolore per voltare definitivamente pagina e dimenticare l'incidente. Ed ora parliamo invece del bonus 110, rimaniamo infatti a Padova perché molti cantieri avviati con il bonus anche nelle case di edilizia popolare. A Padova ci hanno chiamato alcune cittadine che vivono nei condomini di via Ristori di proprietà del comune gestiti dall'Ater che sta gestendo le pratiche per le ristrutturazioni. Per capire però qual è la situazione noi ci colleghiamo subito con la nostra Chiara Gaiani e Cristian Rocche Allende. Chiara, buongiorno. E buongiorno da Padova, ci troviamo in via Adelaide Ristori. Questa è una zona in cui ci sono vari condomini edificati dal comune di Padova ma gestiti dall'Ater. A chiamarci sono stati i residenti, tra cui la signora Giuliana Bosello, che ringraziamo, per farci vedere qual è la situazione. Nel mese di giugno gli addetti dell'Ater, un'impresa dell'Ater, attraverso il bonus 110% ha iniziato i lavori di riqualificazione energetica di questi edifici. Guardate che cosa ha lasciato, signora Giuliana, davvero un'indecenza. Esattamente, sono venuti il primo mese 7 giorni su 7, addirittura sabato e domenica c'era il disastro qua, i rumori e così via. Dopodiché tutto ad un punto sono andati sempre in giù, un giorno a settimana, 2 giorni a settimana, per non venire più. Noi abbiamo chiamato perché ci vogliamo bene a questo posto e vogliamo che sia tenuto in un certo modo. E testimoniamo che qua vedete cosa c'è il disastro abbandonato qua,
in questo condominio in cui io non vivo, però comunque dappertutto possiamo vedere le cose lasciate in incuria, anche materiali che magari costano, io non me ne intendo, però vengono lasciati lì. Ecco, guardi, allora, poi ringraziamo il signore che sta venendo, vi facciamo vedere, c'è il polistirolo del cappotto lasciato completamente abbandonato, il container dell'azienda lasciato abbandonato e poi tutti i materiali di risulta che non sono stati ovviamente portati via, probabilmente perché i lavori dovranno continuare. Allora io ringrazio Cristian Roque Allende che è con me, vi facciamo vedere intanto camminando quali sono le condizioni di questi caseggiati. Come potete vedere le impalcature ci sono anche delle difficoltà logistiche per gli abitanti. Guardate, incrociamo adesso la signora Manuela Mozzi, è stata proprio lei a fare la telefonata alla nostra redazione. Signora Manuela, voi avete paura perché vi entrano i topi in casa? Sì, perché una signora qui al secondo piano ci ha detto che ha i topi in casa. Cioè io sono costretta a tenere chiuso tutto il giorno perché capirà bene se mi entrano in casa ho anche paura. Comunque da qua, vede, da qui io ho visto più volte uscire topi, ma non topi di quelli di campagnola piccolini, topi di 20 centimetri dove mio marito comunque ne ha anche catturato qualcuno. Ascolta, signora Manuela, lei ci ha detto anche che di solito voi vi occupavate di quest'area. Tra l'altro davvero insomma è una bella zona se guardata insomma in ordine. Voi tagliavate l'erba? Certo, abbiamo una persona che ci viene a tagliare l'erba, diciamo dalle parti nostre, e non possiamo più farlo perché naturalmente in mezzo all'erba ci sono anche detriti, ci sono macerie, quindi non possono passare, si fanno anche male. Ecco, lei vive in questo condominio e ci ha fatto vedere prima che a causa dell'umidità non può neanche più mettere le lenzuola fuori. No, non posso mettere per la sporcizia che hanno creato lì nel davanzale, e oltretutto con i colpi di vento di questi giorni che ci sono stati mi sono cadute da sopra delle malte, voglio dire, per carità. Non è che mi sporgo del tutto, però potrebbe essere ancora una cosa pericolosa questa. Ecco, ci sono anche degli altri pericoli che ci hanno segnalato, chiedo sempre al collega di inquadrare, guardate gli alberi, allora il pino esisteva da molto, ci ha raccontato queste signore che vivono qua, ma anche gli alberi hanno dei rami che con il vento dei giorni scorsi sono pericolanti, hanno avvisato il comune, gli ha chiesto di mandare una mail, per ora insomma non è stato fatto nulla. Continuiamo a camminare, vi facciamo sempre vedere per incrociare poi la signora Graziella che ci sta aspettando perché vuole farci vedere, signora Graziella, come sono ridotti i marmi dei davanzali, vero? Venga su, venga su. Ma noi volevamo vedere anche quelli che sono qui appoggiati per terra. Ce li fa vedere, signora Graziella? Certo, sono là. Eccoli là. Signora Graziella, da quanto sono là? Sarà più di un mese abbondante, sono là, guardi. Sono tutti davanzali nuovi di marmo che se li portano via un casino. E non solo quello, il problema è che anche sono costosi e sono lasciati completamente all'aperto. Quante volte avete provato, signora Graziella, a chiamare l'ATER? Guardi, io l'email non li conosco e non so neanche farli, sono sincera. Mai fatto perché non so come fanno a fare l'email. Però insomma avete sentito che queste signore sono anche molto solidali tra di loro, infatti si sono chiamate, si sono fatte forza, ci raggiunge di nuovo la signora Giuliana. Davvero signora Giuliana, voi così non riuscite più a vivere? No, non esiste. Paghiamo regolarmente tutto ed è giusto che venga curato, che venga intanto chiarita questa situazione, perché io ho chiamato l'ATER, mi ha risposto come al solito di mandare email, perché al giorno d'oggi si va solo di mail. E in più che vengano anche possibilmente sistemati anche l'area verde, la vegetazione che è lasciata così. Dunque bisogna fare un punto su questa situazione qua, assolutamente. Allora noi abbiamo raccolto l'appello delle signore che ringrazio e ve le ripresento di nuovo. Ringrazio la signora Graziella, la signora Giuliana e la signora Manuela che ha fisicamente proprio contattato al telefono la nostra redazione. Ringrazio anche Cristian Roque Allende. Su questa cosa cercheremo di andare a fondo provando a sentire sia l'ATER che il comune di Padova, quindi da Padova vi restituisco la linea allo studio.
Grazie davvero anche a Chiara Gaiani, ed ora la cronaca da Treviso, dalla provincia di Treviso, perché un uomo di 55 anni di Salgareda è stato ricoverato ieri all'ospedale di Treviso a causa delle ferite riportate nel tentativo di reagire al furto del suo ciclomotore. Il fatto è accaduto all'esterno di un supermercato all'interno del quale l'interessato stava compiendo degli acquisti. Accorgendosi che due sconosciuti stavano cercando di impossessarsi del ciclomotore parcheggiato all'esterno, l'uomo li ha rincorsi per tentare di bloccarli, ricevendo però percosse in più parti del corpo. I malviventi, in corso di identificazione da parte dei carabinieri, poco dopo hanno abbandonato il mezzo e si sono dati alla fuga in un'area rurale. Ed ancora la cronaca, sempre dalla provincia di Treviso, perché ieri sera a Loria un 83enne della zona che percorreva in bici la ciclopedonale parallela a via Callalta per causa in corso di accertamento ha urtato un paletto metallico dissuasore. Un passante ha segnalato al 112 il rinvenimento del malcapitato ferito e i carabinieri sono arrivati sul posto con i sanitari, lo hanno appunto soccorso, lo hanno portato in ospedale e l'uomo si trova ora ricoverato a Castelfranco in prognosi riservata. E abbiamo parlato spesso dell'aumento, del rafforzamento dei presidi da parte dei carabinieri per cercare insomma di arginare poi il fenomeno delle bande, anche delle baby gang, ma non solo, delle persone che girano armate, quindi coltelli ma non solo, e i primi risultati sono arrivati perché ci sono state 2 denunce da parte dei carabinieri di persone trovate in possesso di armi e oggetti atti ad offendere. Questo è successo a Crocetta del Montello, sempre in provincia di Treviso. La scorsa notte un 35enne straniero, controllato alla guida della propria auto, è stato trovato in possesso senza giustificato motivo di una pistola scacciacani priva di tappo rosso con 10 cartucce a salve che gli è stata sequestrata, mentre a Carbonera un 24enne nella serata di lunedì è stato trovato in possesso sempre dai militari dell'arma di un coltello a serramanico della lunghezza di 15 centimetri. Tutte e 2 le persone ovviamente sono state denunciate. E ora parliamo invece di carburante e della polemica che si è innescata su questo tema. Lo facciamo con la nostra Sharon De Carlo da Bassano. La vedo già sullo schermo. Sharon, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Ve lo stiamo raccontando in questi giorni. Il caro carburante torna al centro del dibattito politico, ma soprattutto torna al centro della polemica. Dal 1° agosto, infatti, le stazioni di benzina sono obbligate a esporre il prezzo medio regionale, una misura che non convince tutti, soprattutto i gestori. Sentite. Dal 1° agosto c'è l'obbligo di esporre il prezzo medio regionale. Che ne pensa? Che è una trovata inutile, che non serve a niente, che non porterà nessun beneficio in termini di abbassamento dei prezzi per il consumatore, e quindi insomma la trovo una roba, ripeto, inutile. Anche perché ogni giorno cosa dovete fare, ci racconti? Ogni giorno entro le 10 noi dobbiamo collegarci al sito del Ministero dello Sviluppo Economico, controllare qual è il prezzo medio per la regione Veneto e dopodiché aggiornare i nostri tabelloni. Chi lo fa in manuale, chi lo fa in automatico, però ogni mattina, feste comprese, bisogna fare sto lavoro, insomma, ecco. Quindi secondo lei non è una misura di tutela sensata questa? No, assolutamente, non porta nessun beneficio, ripeto, per il consumatore finale, anzi. Lo avete sentito, da una parte il malcontento dei gestori, dall'altra invece quello degli utenti che vedono benzina e diesel schizzare alle stelle. Vi faccio sentire la loro voce e poi vi restituisco la linea. È uno schifo, costa troppo. Soprattutto in questo momento in cui la gente si sta spostando tanto. Sempre. Specialmente in questo momento, naturalmente ne approfittano, no? Essendo estate tutta la gente si muove, ecco. Quindi è speculazione secondo lei? Esatto, al 90% sicuramente. Quanti chilometri fa al giorno? Ma ci sono dei giorni in cui ne faccio anche 200, sì, tanti, se no altri giorni meno. Quindi una spesa importante questa?
Tra benzina e sicuramente Telepass inizia a essere parecchio la spesa economica, sì. Oggi fare benzina quanto costa in più? Parecchio, un 20% in più a me mi sembra, parecchio. Poi io che faccio il tassista lo vedo tutti i giorni che è un disastro. I prezzi naturalmente aumentano perché chiaramente se a noi ci costa di più la benzina dobbiamo aumentare i prezzi, la gente si lamenta. È aumentato molto, in autostrada arriva fino ai 2 euro, che ne pensa? Beh, mi sembra un po' troppo, visto i tempi che corrono. Dovrebbero tenerli più bassi chiaramente, perché comunque per insieme di cose di caro, come i prezzi in generale, insomma. Soprattutto in questo momento che le persone viaggiano molto in macchina, soprattutto per spostarsi durante le vacanze, inciderà molto. Beh, sicuro, chiaramente, infatti secondo me ci sarà anche un calo di visite in vari posti, diciamo. Noi siamo purtroppo impotenti perché decidono le alte sfere, diciamo così, e noi siamo gli ultimi che non possiamo far nulla. Grazie davvero a Sharon Di Carlo. Ora noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, poi torniamo in studio perché c'è ancora molta cronaca, ma anche ospiti, parleremo di migranti, parleremo anche di una storia particolare, di un ragazzo che è arrivato con un barcone qui in Italia e che si è ricostruito una vita. Pubblicità. Siamo tornati nuovamente in studio e dovremo avere collegato con noi, vediamo se c'è l'assessore regionale allo sviluppo economico. Eccolo qua, Roberto Marcato, buongiorno. Grazie per l'invito, buongiorno a voi. Partiamo dalla situazione del maltempo, aziende in crisi, ne abbiamo parlato anche nel corso di questa edizione con aziende che hanno dovuto sospendere l'attività davvero per diversi giorni, molte addirittura non hanno ancora ripreso l'attività e fra l'altro insomma sembra che nelle prossime ore non ci sia una stata di allerta, ma insomma siano previsti dei temporali. Fra l'altro, assessore, ne avevamo parlato proprio con alcuni imprenditori, ci sono ancora aziende che non hanno trovato materiale per poter riparare i danni ai tetti, per cui la situazione è davvero difficile in un momento in cui insomma ecco, già la situazione è crisi e tutto quello che ne viene dietro insomma è complicata e aziende insomma ci ricevono imprenditori quasi insomma in lacrime in questo periodo. Sì, ne conosco purtroppo molti anch'io. Diciamo che il maltempo ha lasciato un segno pesante nelle ultime settimane, negli ultimi giorni e ahimè ci sono previsioni di situazioni ancora critiche. Noi abbiamo fatto la nostra parte, nel senso che il presidente Zaia ha fatto la richiesta al governo dello stato di emergenza e con conseguente richiesta di fondi da mettere in disponibilità di privati ed aziende. Speriamo, contiamo che il governo abbia questa sensibilità, sì, anche perché, non mi stancherò mai di dirlo, rimettere in moto gli imprenditori del Veneto significa rimettere in moto l'economia del paese, non è una visione egoistica territoriale. Noi siamo la locomotiva d'Italia, siamo assieme a Lombardia ed Emilia Romagna le 3 regioni traino oggi d'Europa e quindi bisogna intervenire per rimettere in condizione i nostri imprenditori di fare quello che sanno fare benissimo, e cioè creare ricchezza e creare lavoro. Ecco, e fra l'altro, assessore, lo dicevo prima, la cosa più tragica, oltre a tutto quello che è già successo, è che non ci sono nemmeno i materiali per poter riparare i danni, per cui ci sono aziende che stanno tentando di tamponare in una maniera insomma così per cercare di evitare di tornare a dover pulire le aziende che si riempiono d'acqua o peggio insomma dovesse grandinare, avere ulteriori danni oltre a quelli che hanno già avuto. Sì, è vero, e come dire, il paradigma di tutto questo lo si è visto con chi è stato colpito dalla grandine ed era in macchina o aveva la macchina all'aperto. Ci sono code interminabili
nelle carrozzerie e in chi cambia i vetri, e non ci sono, ovviamente non c'è personale sufficiente, ma non ci sono nemmeno i materiali in disponibilità. D'altronde sa, di fronte a questi eventi che sono eventi catastrofici, è difficile poter immaginare che il sistema possa avere in disponibilità tutto quello che serve. Però so che insomma i nostri imprenditori si stanno muovendo da questo punto di vista. Ripeto, noi abbiamo fatto la nostra parte, insomma contiamo sempre nella capacità di reazione che ha questo territorio davvero straordinario. Ecco, Assessore, altro tema invece spinoso è quello della migrazione. Dei migranti, io vorrei farle vedere un servizio. Praticamente le parole del sindaco di Treviso e anche presidente dell'ANCI, dice 1000 nuovi profughi a settimana, anche in Veneto è prevista una nuova ondata di arrivi, il rischio è quello di doverli sistemare in tendopoli se ogni comune non farà la propria parte. Sentiamo il servizio e poi lo commentiamo. È evidente che i prefetti da qualche parte queste persone le devono mettere. Se non ci sono degli immobili, la soluzione estrema è la tendopoli. Il rifiuto dell'accoglienza diffusa con le critiche che sono piovute da più parti al protocollo proposto da ANCI Veneto insieme alle regioni porterà alla nascita delle prime tendopoli per migranti in Veneto. È l'unica strada che intravede il presidente ANCI, deciso a non replicare il modello hub oltre la caserma Serena sul territorio. Lo ha detto chiaramente oggi a margine dell'incontro con la rettrice di Ca' Foscari di Venezia nel quadro dell'accordo sulla nuova città universitaria di Treviso. Il protocollo nasceva con l'obiettivo di evitare questo, però quel protocollo prevede l'impegno da parte di tutti, poco impegno da parte di tutti. Se ci sarà questa risposta riusciremo, secondo me, a far fronte a questa emergenza. Se non ci sarà la risposta subiremo le scelte dei prefetti e poi chi piangerà e chi riderà. Una sorta di ultimatum anche ai sindaci, aprire le porte all'accoglienza. Sindaci che in queste ore hanno ricevuto le rassicurazioni del ministro Fitto, ascoltando ieri alla Camera e al Senato sulla revisione del PNRR e sui progetti, in buona parte già cantierati dai comuni. Le rassicurazioni verbali sono certamente importanti e ci fanno stare un po' più sereni. C'è da dire che quando si parla di copertura finanziaria poi servono gli atti formali, perché diversamente si rischia la paralisi dello sviluppo di questi progetti. Devo dire però, per correttezza di informazione nei confronti dei nostri cittadini, che ad oggi le progettualità in campo per la città di Treviso stanno proseguendo. Tra i progetti ad oggi definanziati, quelli per la rigenerazione urbana. Oggi la Conferenza delle Regioni riunita ha predisposto un documento diretto a Palazzo Chigi, nel quale si evidenzia anche la necessità di un maggiore coinvolgimento delle regioni nel piano. Per questo è stato chiesto un incontro al Ministro quanto prima. Assessore. Guardi, io sono profondamente convinto che la coerenza sia un principio etico imprescindibile in politica così come nella vita di tutti i giorni. Io ho da sempre contrastato questa forma di accoglienza, sia quella diffusa sia quella degli hub. Quella degli hub perché è evidente, con quello che abbiamo vissuto con Cona e Bagnoli, ed è tutto evidente che lì sono stati creati dei disastri, erano situazioni disumane, disumanizzanti, inaccettabili, e quindi gli hub non devono nemmeno tentare di farli. Sull'accoglienza diffusa sono sempre stato contrario, perché l'ho sempre vista e ahimè verificata come una sorta di scarico delle responsabilità. Cioè il governo centrale negli anni ha lasciato sì che fossero prefetti e sindaci ad organizzare l'accoglienza, e questo non è possibile. Perché il tema non è la prima accoglienza su cui siamo tutti d'accordo, il tema è domani mattina cosa fanno queste ragazze, questi ragazzi, questi disperati, questi esseri umani che arrivano da noi. Perché non sono numeri, ne arrivano 100, 200, 1000, 1 milione, non sono numeri, sono esseri umani. Che cosa fanno domani mattina? Cioè, una volta che noi abbiamo fatto la prima accoglienza, abbiamo dato loro l'ospitalità che è dovuta
a chi scappa da fame, guerra, a chi scappa anche da un paese per avere un futuro migliore. La prima accoglienza che è dovuta, il salvataggio in mare che è un dovere morale e giuridico. Fatto questo, dopo, che cosa succede? Perché noi abbiamo ancora situazioni che hanno radici negli anni non risolte. Per cui io mantengo la mia posizione di coerenza, cioè non è che siccome è cambiato il governo allora modifico la mia posizione. La critica a questa forma di accoglienza ce l'avevo 15 anni fa, 10 anni fa, 5 anni fa, ce l'ho oggi, ce l'avrò domani se avremo sempre le stesse dinamiche. Cioè non è possibile lasciare sindaci da soli a gestire questa ondata migratoria che non ha precedenti. Ecco, fra l'altro noi avevamo parlato anche con molti sindaci e soprattutto i comuni piccoli ci dicevano, insomma, non abbiamo strutture, non abbiamo possibilità comunque di accoglierli, non sappiamo, già dobbiamo dare la possibilità ai nostri cittadini e siamo in estrema difficoltà. No, ma è così, cioè voglio dire, se non ce la fa il governo a gestire queste persone, perché ce la dovrebbe fare il comune di 1500 abitanti? Cioè, e poi c'è un altro tema, mi permette, adesso non voglio fare la classifica di chi è più disperato, però mi metto nei panni di un sindaco che ha appena ricevuto un padre di famiglia che ha perso il lavoro, che magari ha un figlio disabile, ha un anziano in casa, non riesce ad avere una badante perché non ha i soldi per pagare la badante e l'anziano in casa ha una pensione minima, fanno fatica ad arrivare a fine mese, non hanno i soldi per mandare il figlio a scuola e tu vai a pagare l'albergo a chi arriva da oltremare. Sì, capisco tutto, ma io sono stato eletto, io sindaco, io consigliere regionale, io assessore, io presidente di provincia, io sono stato eletto per gestire il mio territorio, non per sovraccaricarmi o prendermi sulle spalle i problemi del mondo. Quello lo deve fare il governo, lo deve fare il ministro degli esteri, lo deve fare il ministro per la sicurezza, ma non può farlo il sindaco. È questo il tema a cui facevo riferimento prima. Quindi allora, se c'è una chiarezza, cioè il governo ci deve dire chiaramente qual è l'idea che hanno di gestione dell'immigrazione e di accoglienza, con relativi interventi e coperture finanziarie, e allora la filiera si compie. Altrimenti se facciamo che li mandiamo al prefetto e il prefetto notte tempo perché non sa dove metterli, li scarica nelle piazze antistanti i comuni, no, questa non è accoglienza diffusa, questo è casino diffuso e crea tensione, e rischia di creare tensioni sociali che poi non si riesce più a gestire. Allora, siamo ancora in tempo, ma ci deve essere chiarezza, dobbiamo dire qual è il modello, non di integrazione, per un'altra partita, di accoglienza che vogliamo per questo Paese. Assessore, io la ringrazio davvero, ovviamente questo sarà un argomento che continuerà a far discutere. La ringrazio davvero per aver accolto il nostro invito, grazie Assessore, grazie e buon lavoro. Grazie Assessore, arrivederci. Io ho visto che si era collegato con noi il senatore Andrea Martella, eccolo qui, intanto la saluto, buongiorno. Buongiorno a lei, grazie dell'invito. Buongiorno. Le faccio vedere anche un collegamento in diretta fra poco da Treviso con la nostra Francesca Bozza, perché c'è una novità, nel senso con il tema furti, un cittadino che ha posizionato fuori dal cancello un cartello. Se possiamo collegarci con la nostra Francesca Bozza, che so che dovrebbe essere pronta, la sentiamo e così magari lo commentiamo anche insieme. Eccola qua, Francesca, buongiorno. Sì, buongiorno Daniela, buongiorno al senatore Martella. Siamo qui a Roncade con un cittadino, hai detto tu un cittadino non qualunque perché è un volto insomma conosciuto anche dai nostri telespettatori, Cristian Demma, presidente dell'associazione Furti in Corso, associazione in prima linea proprio nel combattere, anche semplicemente avvertendo i cittadini di possibili movimenti sospetti, un osservatorio speciale sul fenomeno dei furti. Buongiorno Demma. Buongiorno a tutti voi. Buongiorno. E oggi siamo qui
perché il presidente D'Ema ha deciso di appendere all'esterno della sua abitazione un cartello, e lo facciamo proprio in diretta insieme a lui. Ci spiega anche mentre lo appende D'Ema che cartello e di che cosa si tratta. Allora, ve lo faccio vedere in diretta. È un cartello che scatenerà un po' di polemiche sicuramente, ma è un cartello dovuto, perché ormai i tempi che corrono sono questi e dobbiamo in qualche maniera o dare una mano alle forze dell'ordine o comunque permetterci di difenderci, no? Quindi questo è un articolo del 383 del Codice di procedura penale che in realtà lo dice: ogni privato di cittadino può arrestare una persona se la stessa commette un reato perseguibile d'ufficio. Quindi in flagranza di reato, che può essere una flagranza impropria, una flagranza di quasi flagranza, cioè ci sono queste virgole. Allora, questo è un articolo molto complesso a livello giuridico. Oggi lo affronto in maniera un po' più semplice per farlo capire, scusate il termine, come dico io alla signora Maria, no? Però in realtà è un qualcosa di importante che è giusto mettere, che ogni cittadino, secondo me, può cominciare a fare informandosi in maniera dovuta. Quindi, ecco, allora, mentre lei lo attacca alla ringhiera della sua abitazione, non sarà nemmeno il primo che attaccherà, non sarà solo questo. No, io tappezzo tutto intorno in maniera che da qualsiasi parte entrino, sanno che ovviamente io ho la fortuna di aver fatto il mio percorso nei Carabinieri, quindi so anche un po' metterlo in pratica. Se poi altri vogliono informazioni, possono informarsi col codice di procedura penale, però anche tramite i giuristi, o noi come associazione siamo disposti anche a dare un aiuto per capirlo. Ecco, è giusto così. Per capire, lei in tasca ha proprio nella sintesi a quella che è questo articolo, proprio per capire, insomma, sono diversi fogli per capire che ci sono molti dettagli, molti cavilli, per cui va applicato con attenzione. Sì, allora, questo è una cosa molto importante. Questo è un sunto e sono già 6 pagine per un sunto di tutto ciò. Perché? Perché nel momento in cui io invoco l'articolo 383 del Codice di procedura penale, divento in quel momento un pubblico ufficiale, quindi con tutti gli oneri e onori della situazione. Quindi devo stare attento a qualsiasi cosa mi muovo. Faccio un piccolo esempio: se io intervengo in un caso di un delitto importante, addirittura questo privato cittadino può anche prendere in custodia l'arma del delitto, addirittura siamo a quei livelli lì. Quindi figurarsi che situazione importante che io devo andare a affrontare, quindi devo essere sia preparato io a livello mio personale, anche per proteggermi da eventuali ritorsioni di qualsiasi cosa e via. Quindi è una cosa estremamente importante. Va fatto anche una piccola precisazione: nel momento in cui io invoco questo articolo, io posso, tra virgolette, trattenere la persona nel minor tempo possibile affinché non arrivino le forze di polizia, e quando chiamerò il 112, numero unico di sicurezza, devo anche specificare a loro che sono diventato un pubblico ufficiale in base a questo articolo, che è sempre stato tenuto nascosto in realtà, ma è lì da una vita, perché può scatenare un po' di caos e confusione, ma in realtà secondo me oggi deve iniziare a essere messo in atto. Anche perché poi c'è il rischio del sequestro di persona nel caso passi troppo tempo. Non si rischia che qualcuno dica questo è farsi giustizia da soli? No, attenzione, perché qui io non sto facendo né il giudice né la giuria né nulla, io sto facendo il pubblico ufficiale, quindi io vedo la situazione, faccio un po' di azione tra virgolette nel senso buono, cioè do una mano, chiamo la polizia e i carabinieri a cui consegnerò tutto quello che c'è da consegnare, loro redigeranno un verbale di cui devo avere copia io, e dopodiché ci penserà la giustizia italiana a decidere cosa fare. Quindi non si parla di giustizia, non si parla di Roma, non si parla di niente, qui si parla semplicemente di un diritto che io ho come privato cittadino. Lei è consapevole che questo scatenerà delle reazioni probabilmente anche ad alti livelli? Ma sì, in realtà allora, questa vuole essere innanzitutto forse una provocazione, ma forse anche dovuta al fatto che io sono sempre ascoltato in modo un po' così, no? Nel senso che io faccio come diceva giustamente prima, un po' da centro di tutti quanti le persone, tutti i civili che mi vengono a chiamare, mi vengono a dire che ho subito un furto, ho subito una rapina, ho paura di stare in casa, cosa che non viene trasmessa né alle amministrazioni né alla polizia e nulla. Non so per che motivo, ma non riusciamo a avere questo legame, e quello che voleva fare Furto in Corso era istituire questo legame. Però in realtà io sono sobbarcato di paure delle persone, quindi questo serve un pochino per dire: io capisco che c'è poca polizia, c'è poco organico, i mezzi sono pochi, ma il cittadino in questo momento non si sta sentendo più sicuro. Quindi da qui si deve partire, c'è qualcosa di fare una riforma della giustizia che non è eliminare i reati, ma è creare una situazione per cui il cittadino si senta sicuro a casa propria. Faccio un piccolo, e dopo mi fermo, l'articolo 2 della Costituzione, richiamiamolo, che dice che ogni uomo ha diritto alla sicurezza della propria persona. Quindi stiamo parlando di Costituzione, qui ormai la gente non ce l'ha più, quindi sta diventando una situazione anticostituzionale. Ultima domanda, risposta flash.
Una provocazione o un invito ai cittadini a fare altrettanto? No, inizialmente è una provocazione, ma io invito anche i cittadini, sempre sapendo bene a cosa vanno incontro, se poi effettueranno questa situazione, di tempestare tutti i cancelli e le cancellate di questa cosa, in maniera che anche questi delinquenti sanno che iniziamo a essere preparati anche noi, perché loro giocano sul fatto che purtroppo noi lasciamo un po' correre anche noi stessi a volte, non facendo la denuncia, non facendo niente. Quindi facciamo vedere che siamo pronti a dare la mano alle forze dell'ordine e a noi stessi, e quindi iniziamo a darci da fare. Provocazione, invito, sicuramente si continuerà a parlare di questo nei prossimi giorni e torneremo poi ad aggiornarci con Cristian Ademma, Presidente dell'Associazione Furti in Corso. A te la linea, Daniela. Grazie Francesca, grazie davvero, grazie anche ad Emma. Senatore Martella, c'è un po' l'esasperazione da parte dei cittadini e questo effettivamente può sollevare insomma, qualche reazione, perché si parlerà anche comunque anche se è previsto, da quello che abbiamo ben capito, è previsto, però insomma non è così facile, voglio dire, bloccare un malvivente con il rischio che poi ci sia una reazione da parte del malvivente, quindi si rischia veramente di trovarsi in una situazione difficile. Guardi, io penso che bisognerebbe tutti quanti fare molta attenzione a dare messaggi che possono essere confusi, incerti o semplicemente delle provocazioni che possono ingenerare situazioni diciamo che privati cittadini non riescono a gestire. Quindi provocazioni si ascoltano, gli insegnamenti, gli esempi magari potrebbero essere evitati, non si può parlare contemporaneamente di diritti costituzionali, di codice di procedura penale, di difficoltà interpretative, insomma che livello di esempio diamo ai cittadini. Colgo e capisco la provocazione, io dico ai cittadini impegniamoci tutti il più possibile a interloquire, avvisare con le forze dell'ordine. Non è possibile farsi giustizia da sé o interpretare un codice di procedura penale. Le forze dell'ordine fanno un grande lavoro di controllo del territorio, sia dal punto di vista della prevenzione che dell'attività soppressiva. Certo, le forze dell'ordine non hanno l'organico e le risorse per fare fronte a tutto, e quindi qui deve entrare in campo la politica, le istituzioni, il legislatore, per fare in modo che aumentino le risorse a disposizione e perché quei fenomeni di malavita che esistono in tanti nostri territori possano essere debellati, aumentando in questo modo la sicurezza dei cittadini, che giustamente hanno bisogno di essere sicuri sulle strade, di essere sicuri nelle proprie abitazioni e di vedere anche giustizia compiuta quando vengono commessi dei reati contro le persone. Senatore, cambiando anche argomento, parliamo del salario minimo, perché la Camera approva la sospensiva. Sì, una scelta sbagliata da parte delle forze di maggioranza che non hanno voluto dare seguito alla nostra proposta di istituire un salario minimo, cioè una soglia legale di 9 euro sotto la quale non andare, perché si tratta poi di lavoro povero, di lavoro che non tutela quelli che sono i diritti fondamentali dei cittadini. Noi abbiamo presentato una proposta, soglia legale di 9 euro, naturalmente con riferimento a tutti i contratti superiori, cioè se esiste un contratto superiore non è che bisogna scendere a 9 euro, e dove esistono contratti di 4 euro, 4,5 che bisogna salire a 9 euro. E purtroppo la maggioranza prima ha detto di no qualche mese fa con la Premier Meloni, poi ha un po' aperto, poi si è resa conto che circa 2 italiani su 3 pensano che il salario minimo sia una cosa giusta, ha però pensato di prendere tempo e quindi ha approvato questa sospensiva di 60 giorni, che non è una soppressione della nostra proposta, ma è un prendere tempo. E vediamo che cosa accadrà nel prossimo periodo. Noi ci impegneremo perché questa è una battaglia di civiltà e un risultato che deve essere raggiunto. Altra questione insomma che sta facendo discutere è il PNRR, insomma le regioni dice contro il governo.
Beh sì, basta vedere il documento che è stato fatto dalle regioni oggi, dall'ANCI l'altro giorno. Sul PNRR sta venendo fuori una gran confusione che rischia di mettere a repentaglio uno degli interventi più importanti, vogliamo dire, degli ultimi 10 anni. E le regioni hanno denunciato che si perdono 16 miliardi. Questi 16 miliardi erano destinati per buona parte ai comuni, circa 13 miliardi riguardavano interventi per il territorio, per l'ambiente, per il dissesto idrogeologico. Le regioni non sono state nemmeno consultate, quindi hanno detto che pensare di non prevedere queste risorse con il PNRR e di utilizzare i fondi sociali europei è una scelta che in realtà non mette nelle condizioni di fare questi interventi, e con il rischio, sa che cosa succede? Che si blocchino i cantieri, con il rischio che ci siano sindaci che hanno firmato contratti, magari hanno anche aggiornato i prezzi, perché i nostri sindaci hanno anche bilanci sani e non possono proseguire nei lavori. Io sto ricevendo messaggi di sindaci che mi dicono: ma adesso che cosa dobbiamo fare? Beh, anche la regione ha denunciato questa situazione, come le regioni hanno denunciato questa situazione. Anche la nostra regione si è detta preoccupata, io ne ho parlato anche nei giorni scorsi, anche in Parlamento, per mettere in evidenza una situazione veramente complicata, perché i comuni rischiano di essere lasciati soli e gli obiettivi che si erano dati le regioni rischiano di non essere realizzati, ed è stato certificato dall'ufficio per il bilancio della Camera che a questi definanziamenti, così sono stati chiamati, non corrispondono nuovi finanziamenti, e questo mette a repentaglio le opere che bisognerebbe realizzare. Sì, opere che fra l'altro si attendono da tempo e che sono state progettate, opere importanti fra l'altro. Beh, allora noi non sappiamo granché sulle opere più importanti che riguarderebbero la nostra regione, l'alta velocità, l'idrogeno e altri importanti interventi di cui è come se non si avesse nessun aggiornamento da tempo. E queste opere che riguardano i comuni sono opere significative: verde urbano, verde extraurbano, interventi di rigenerazione urbana, appunto, interventi contro il dissesto idrogeologico. Abbiamo visto quanto è attuale questo tema anche a seguito di tutte le vicende, gli avvenimenti atmosferici che riguardano anche la nostra regione, e interventi che riguardano poi la sanità, le case di comunità e gli asili nido, cioè cose fondamentali. Oggi senza un asilo nido molto spesso una donna non può andare a avere un figlio perché non ha un asilo nido a cui potersi appoggiare, e molto spesso le case di comunità potrebbero sopperire a quelle difficoltà della nostra sanità a organizzarsi sul territorio, medici di base, prima assistenza, ecco, tutte cose fondamentali che secondo noi sono delle priorità che oggi sono a repentaglio. Noi abbiamo detto al governo: fermati, apri una discussione con i comuni e con le regioni, verifica quali sono gli obiettivi realmente realizzabili, ma non tagliare tutto così con la leggerezza di fare un taglio, ma con la pesantezza di produrre un grave danno economico e anche sociale. Senatore, io volevo anche un commento da lei sulle parole di Fassino per quanto riguarda gli stipendi. Ci sono state un po' di prese di posizione, qualcuno che ha preso un po' le distanze, ecco, sugli famosi stipendi d'oro, dice non è uno stipendio d'oro. Un po' un commento da lei su queste parole, che ovviamente sono parole che fanno un po' discutere e fanno anche pensare, soprattutto i cittadini. Io ritengo quelle parole delle parole inopportune, sbagliate, lo ha detto anche la segretaria del mio partito, l'onorevole Fassino, evidentemente, con il quale non voglio polemizzare personalmente, ci mancherebbe, ma ha ritenuto di fare questo intervento, ma l'ha fatto per una sua scelta personale, non è una scelta del Partito Democratico. È libero di farlo, però anche libero di non sentirsi rappresentati da queste valutazioni, tanto più in un momento come questo, dove insomma mi pare che
chi come noi svolge questo ruolo e lo fa naturalmente in una condizione migliore rispetto a tanti altri cittadini, deve occuparsi di migliorare la vita dei cittadini, deve occuparsi del salario minimo, deve occuparsi dell'immigrazione, del PNRR, del dare ai comuni soldi per riparare i danni che ci sono stati dal maltempo ultimamente. Ecco, io penso che questo sia il nostro impegno. Credo anche che la Camera, da quanto so, stava discutendo del proprio bilancio, e quel tipo di discussione su interventi di altro genere, insomma, è una discussione che si fa negli organi preposti, non in un organismo come quello, sollevando temi che non riguardano le voci particolari del bilancio. Comunque ribadisco quello che ho detto, una scelta che ritengo di giudicare come una scelta, come delle parole inopportune. Senatore, io la ringrazio davvero, la ringrazio per essere stato con noi. Grazie. Grazie senatore, grazie e buon lavoro. Grazie anche a voi. Noi ci spostiamo a Padova perché questa mattina c'è stato un blitz ambientalista lungo il cantiere dove sono in corso gli abbattimenti di alberi previsti per la realizzazione della nuova linea del tram. Dunque un blitz ambientalista, vediamo se riusciamo a vedere il servizio e dopo invece parliamo di un'altra vicenda. Il servizio. Si definisce una cittadina preoccupata per i cambiamenti climatici, per questo si è incatenata uno degli alberi della passeggiata Bianchini tra via Sografi e via Facciolati, che da ieri sono in fase di abbattimento per creare lo spazio necessario per far passare le rotaie della nuova linea del tram volta a Barozzo Stazione. Ha 25 anni, preferisce farsi riprendere di spalle, non vuole dire il suo nome ma vive a Padova. Sono anni che i cittadini padovani esprimono dissenso contro questo progetto, eppure il Comune ha comunque deciso di andare per la sua strada e di ignorare tutte le proposte, le alternative e il dissenso. E credo che sia molto importante preservare gli alberi antichi, perché ci vuole davvero molto tempo perché un albero del genere possa ricrescere, e dobbiamo pure considerare che stiamo di fronte a una crisi climatica e che il clima che c'è ora non è lo stesso che c'era 50 anni fa, durante le ondate di calore che ci sono a Padova in estate, che sono sempre più frequenti e sempre più forti. Avere degli alberi che abbassano la temperatura, che rendono più vivibile l'area urbana è davvero fondamentale ormai. È arrivata alle 5 del mattino e si è incatenata, rimanendo lì per qualche ora e facendo ritardare l'avvio dei lavori. Poi alla fine, quando gli operai, arrivati con le motoseghe, hanno iniziato a tagliare altri alberi, si è decisa a desistere, ma chiede che i padovani si mobilitino per salvare gli alberi. Sono qui anche per dire che, per mostrare ai cittadini che ci sono anche dei modi più efficaci di protestare, non è solo lamentarsi a parole, ma io da sola oggi ho bloccato un cantiere per un po' di ore. Pensate se fossimo state più persone o magari in 100 che cosa avrebbe potuto portare. Quindi quello che voglio mostrare è che ogni azione può avere un effetto anche potente. Quando le chiediamo cosa ne pensa della nuova linea del tram e del fatto che potrebbe togliere del traffico dalla città, ecco la sua riflessione. Io non sono d'accordo sul fatto che toglierà molte auto, perché comunque le persone che prendono i mezzi ora continueranno a prendere i mezzi, saranno più avvantaggiate magari dal tram o da un altro sistema alternativo che si potrebbe pensare, ma chi prende la macchina continuerà a prendere la macchina, quindi non è così che si risolve il problema del traffico, anche perché il costo dei mezzi pubblici è sempre più alto. Fra poco andremo in pubblicità, però prima vi presento gli ospiti che ci hanno raggiunto, che sono David Blessed, buongiorno, e Nadia Dalsala, buongiorno. Buongiorno. Con loro ci racconteranno una storia, la storia di David, il suo sogno, la sua traversata per arrivare qua in Italia, quello che è accaduto, ma anche vedremo subito dopo la pubblicità un video e da lì partiremo. Quindi pubblicità, poi subito dopo il video.
go, no feed, no waiting God don't do for us. So who no go, no feed, no eye, waiting God don't do for us. So Silibia Road, when we pass from, you say now one day job. We be narrow, we be migrant, we no waiting we do that. We no waiting we do that. We no waiting we do that. See this life in a suffer, oh. Every day with the colo imenta, chobanko and control money, oh. Every day that they keep them in Limbia. You have to be strong, keep yourself to God. Everything go they okay for life. Everything go they okay for life. Say, who no go, no feel no, waiting God don't do for us. Oh. Who no go, no feel no I, waiting God don't do for us. Oh. Silibia Road, when we pass down, you say now one day job. Oh. We be narrow, we be migrant, we no waiting we do that. We no waiting. David, Sì, ciao. ciao. Che effetto ti fa vedere questa sono canzone? Fra l'altro immagini anche molto forti, perché questi sono il vostro viaggio, il tuo viaggio e il viaggio di tantissime persone come te. Certo, sono felice anche questo. Non è facile il mio viaggio, no? Ma don't know how to say it because it's much difficult and Non so come wonderful. dire perché è molto difficile. Sì, because questo è, non so come esprimere, no? È forte. È fortissimo, sì, è una cosa, è un viaggio che non mi dire alle persone che va perché è pericoloso, è molto brutto. Tu hai visto delle persone cose- che purtroppo sono morte Sì, durante questi Ho viaggi. visto delle persone morte, anche ho visto delle violenze con le donne, delle cose brutte che non va bene, che non va, sì. Chi non va in questo mondo non sa cosa c'entra, no? Secondo me non mi dire alle persone con questo viaggio. Tu, allora, poi racconteremo di questo viaggio, però tu poi sei arrivato in Italia e hai incontrato Sì, Nadia. sì, certo. Cioè, per te, insomma, una parte del tuo sogno si è realizzata e poi si è realizzata un'altra parte, quella di registrare le tue canzoni perché tu sei un cantante. Sì, sì. Sì, è una cosa bella se io riconosco lei perché da solo qua, per arrivare qua in Italia non è facile, anche perché noi sono solo, no? Non c'è genitori, anche sorella, fratello, ma ho trovato... Sono rimasti a casa, sono rimasti dove? Nel Sì, tuo paese? Sì, a Nigeria, no? In Nigeria? Sì, ma quando arriva qui in Italia, sì, sono un po' felice anche, ho trovato Nadia, è migliore, Nadia, che fra l'altro insomma con David ha avuto una bambina, quindi insomma una cosa bellissima. E che effetto ti fa? Intanto vedere David qua, vederlo cantare, insomma magari sarai abituata, a noi no, ma che effetto ti fa? Mi rende molto felice perché ha una forza incredibile, è riuscito a trasformare tutto quello che ha visto, tutto quello che è stata la violenza che ha visto e che ha vissuto sulla propria pelle, solo perché nero. Lui a volte mi dice ci hanno trattato come degli animali solo perché sì. eravamo neri, punto. Certo. E vedere che comunque lui dentro ha ancora questo sorriso che non è un'apparenza ma è proprio interiore, e questa voglia di vincere, dice io ho ancora un'opportunità, voglio vivere, e decidere di fare una famiglia con lui era inevitabile, cioè una forza d'animo così, no? Sì. E partiamo da questo viaggio. Tu hai scelto di venire in Italia, di venire per poter presentare le tue canzoni, per poter insomma cantare e far conoscere la tua musica in Europa. Sì, sì, ho questo sogno, quello che ho in Africa prima che ho studiato canto, anche registrazione. Ho proprio fatto questo viaggio per questo, per portare il mio sogno in Europa, per esprimere le mie canzoni, che sì, ho questo sogno, no? E quando sei partito ti aspettavi di trovarti e di vedere tutto quello che hai visto? No, perché non pensavo che la strada è così brutta, è così violenza.
se sapevo non parto, ma sono felice perché sono vivo per spiegare questa mia storia. Sì, sono felice. E vogliamo ricordarlo perché è giusto ricordarlo. Purtroppo ci sono persone come te che invece purtroppo non sono riuscite ad arrivare a destinazione, persone che in questo viaggio sono morte. Sì, sì. Come succede purtroppo spessissimo. Sì, c'è tante persone che sono morte per delle cose che non so come spieghi, for nothing, per niente, no? Perché tu devi fare per obbligatori, senza dire no, per cosa che tu sai, questa è una decisione brutta. Spiega nella macchina nel deserto, cosa succedeva che hai spiegato a me? Sì, in deserto per esempio tu devi prendere una stick, no? Un bastone. Qua, un bastone. Per esempio 5, quindi 10 persone, con il bastone così, se tu cadi, ciao, non interessa anche il congedente di driver, no? Sì, quello che guida. Quindi questo quando tu arrivi in Libia c'è tante cose, per esempio per mangiare, le donne, violenza, loro devono fare prostitute per dire no, perché tu sei in una città che tu non hai scelta, no? Non hai possibilità di scegliere. Sì, sì. Cioè, quindi vi caricavano, se non sbaglio, in questi camion, in queste macchine, e poi se c'era qualcuno che cadeva da queste macchine, basta, morivano e non c'era possibilità di salvarle, nemmeno voi di aiutarli. No. Tu una volta sei riuscito a salvare uno, hai fatto fermare la macchina in qualche modo? Sì, perché è mio cugino, no? Sì, lui cade, cioè, ho riuscito, non so come spiegare, perché io sono vicino alla coincidente fuori, no? Ho fatto questo, quando lui ferma, sono fortunato che sì, e lui almeno è ferma, ma lui viene fuori con l'AK, come si chiama? Con il mitra. Con il mitra. Anche il cane, tutti come l'animale, no? È bruttissimo. Picchiati. Cioè venivano picchiati per salvare una persona. Sì. Esatto. Parliamo invece della tua musica. Ok, sì. Questa era una canzone, magari ci fanno vedere anche qualche altro sprazzo, magari mentre. Sì, queste canzoni ho scritto con un gruppo, si chiama Voce Globale in Padova, che loro fa anche i diritti come un'associazione di nero immigranti, così anche c'è una giornalista che mi ha chiamato per scrivere queste canzoni, che è un po' forte per noi. Cosa racconta di questa canzone? Sì, racconta per noi viaggi, non è facile, che non sa cosa c'entra in questo mondo. E questo viaggi per dire alle altre persone che non partire questo viaggi. È brutto. Ecco, l'appello è di non partire, perché in questi viaggi si muore. Sì, si muore. Chi non va, questo è il mio topico, chi non va non sa cosa c'entra questo mondo, perché questo mondo è piccolo così, anche free, no? Free è come libero. Tu puoi muoverti liberamente, ma se non ti muovi non sai veramente quello che succede. Lui dice, il titolo è proprio Who No Go No Fit, no? Che è un mix, non è un inglese puro, ma è un afro-english. Che dice chi non va non sa la canzone. Però c'è la parte rap in cui lui dice che siamo qui per portare il nostro talento, siamo qui per vivere, ed è giusto che... E soprattutto la cosa importante che lui sta cercando di spiegare, David, è quella che, insomma, l'appello da chi lo ha fatto e da chi ha vissuto quelle cose terribili è quella di non partire, perché non c'è mai la certezza di arrivare in Italia o comunque in altri paesi, e quello che si subisce poi è terribile. Quando hai sentito la sua storia, che cosa hai pensato? Quando hai sentito tutto quello che lui ha passato? L'ho sentito a pezzettini, dettagli, qui e lì, una mattina, un pomeriggio, una sera, chiacchierando. Non avevo coraggio di chiedere troppo, ecco. E la cosa che mi stupiva è che lui appunto riusciva a raccontarmelo senza piangere, mi viene da dire. Invece io ero in lacrime.
e ho provato un profondo senso di ingiustizia, nel senso di ignoranza, perché non sappiamo la verità anche noi al 100%. E da qui la voglia di affiancarlo, di sostenerlo nel riuscire a dirla a più persone possibile. Tu hai avuto una bimba. Sì, una Che bella. cosa Bellissima. Bellissima, sì, Sì. si chiama Prisca, è bellissima. È bellissima. Che cosa ti augureresti per lei? Che cosa vorresti per lei? Lei, secondo me, lei è prima cosa il mio cuore, no? Tutto per lei, secondo me. Tutto per lei. Tu dicevi sempre che vuoi che balli, che lei danzi, il suo per sogno. esempio. Sì, Cosa vorresti? prima ballo, anche se quello che lei piace fare in sua vita ci sono con lei. Ma prima voglio che lei balla, perché mi piace balla. Senti, ma per chi invece, tu senti che in questo periodo si parla di migranti, di persone che stanno arrivando, dell'accoglienza, della difficoltà di accogliere le persone, tu cosa ti sentiresti di dire alle istituzioni, ai comuni, a tutti quelli che parlano di migranti ma non conoscono realmente tutto quello che accade? Cosa ti sentiresti di dire? Sì, secondo me è la mia piccola opinione, no? Sì, non pensi noi così, noi neri, perché questa pelle non è come bianco. Se tu metti cosa viene sangue rosso, no? È lo stesso con noi. Noi siamo uno, siamo uguali, no? Ma sì, è questo che io voglio dire, perché siamo uno. Solo che la cuore è differente, come questo mano non è uguale, no? Sì, la vita è così. Nero, bianco, siamo uno, siamo uguali. Siete uguali. Sì. Tu pensi che ci sia una sorta di razzismo o è un problema secondo te c'è più? razzismo normale, anche noi sono Africa, c'è razzismo da noi, anche voi in italiano c'è razzismo, non c'è chi è super, certo. Meraviglioso, marvelous, no? Tutti. Certo. Secondo te l'idea che avevano molti, insomma, proprio per evitare questi viaggi che sono viaggi pericolosi, l'aiutarli magari nei paesi in cui si trovano, che sono la loro terra poi, secondo te sarebbe migliore piuttosto che far affrontare tutto quello che affrontano oppure no? Un aiuto, sì. Hai capito? Sì, non tutto, sì, scusa. Allora vuoi, magari glielo spieghi così, perché ovviamente fa fatica con l'italiano magari. Sì, perché è madrelingua inglese. Le dice un aiuto and help for the people in our country. Sì, all their country. Yes, not to travel to come here, but in their country. Okay. I can help. Yeah. Sure, exactly. It's what they need, no? It's actually, quello di cui avrebbero bisogno. Sì, it's what we come. Ok, perché però lui è partito con il sogno di fare musica, quindi magari non ha secondo te altre persone, non tu ma altre persone, other people, sì, other people che sono partite, potevano stay at home. Sì, non fare questo viaggio perché è pericoloso. But if Italy help them in their country? Sì, certo, è questo. Questo è quello che sperate, quello di poter essere aiutati per evitare poi quello che tu hai vissuto. Esatto, sì. Ti viene in mente ogni tanto, pensi a quelli che invece non ce l'hanno fatta, le persone che invece purtroppo in questo viaggio sono morte? Sì, un piccolo salento per loro perché è bruttissimo. Un piccolo silenzio per loro. Un piccolo silenzio. Perché ho visto delle cose che, sì, qualcuno è morto in mia faccia così che io non riesco a fare niente. Quindi è una cosa che non va. Troppo grande. Brutto, troppo grande, sì. C'è qualcuno di queste storie, di queste vicende, c'è qualcuno che ti è rimasto più impresso? One people in particular? No. In your memories? Yeah. What situation in particular? Sì, when I went to prison, no? Quando è andato in prigione, che è andato anche in prigione. Tu sei stato messo in prigione perché?
Perché quando noi sta arrivando in Italia c'è la mafia libia che hanno preso con le loro hanno uccidere, ma loro hanno tornato dentro la Libia. Quindi vi hanno presi e riportati dentro la Libia? Sì, per questo sono andato 4 volte che loro hanno preso me, 4 volte che io sono andato in prigione di Libia. È una bruttissima storia, una cosa che anche chi non forte è morto. C'è tante persone che è morto ogni giorno. Una cosa a cui lui si è attaccato tanto è la fede in Dio. Sì, mi crede tanto in Dio perché se non Dio non so se io sono qua, no? Ma per questo sono molto felice se io vivo perché sì, ce l'ho fatta a my life. Grazie a Dio per questo. Una cosa voglio dire che è molto particolare, lui dice il passato è passato, the past is past. Sì. E quindi anche parlare di questo passato è a volte difficile perché è come, ok, è finito, basta, sono vivo, lo dice sempre, io sono vivo, ho un'altra opportunità. Però è importante parlarne per poter... E la famiglia è rimasta in contatto? Sì, ecco. sì, sentiamo la mamma, le sorelle, tutti, sì, la nonna adesso. Sì, certo. Che non hanno ancora visto la bimba? Solo video call, sì, solo video call. Dopo piano piano ci organizzeremo. Ci sarà la possibilità che un giorno possiate tornare in Nigeria per far conoscere questa bimba? Vogliamo, sì, vogliamo. Appena finiamo di sistemare i documenti e mettiamo via 2 soldini, allora sì. Sì, l'idea c'è, sì, certo, assolutamente. Voglio andare a salutare loro perché infatti quanto è che non vedi più? Secondo me 8-9 anni. 8-9 anni? Sì. Troppo. Se tornassi indietro, rifaresti questo viaggio? No, sì, io pazzo, no? No, anche se in sogno non prova più, mai. No. È una cosa bruttissima che non voglio pensare 2 volte anche. Cos'è che ti aveva spinto? Cioè, com'è che hai organizzato questo viaggio? Cos'è che ti aveva spinto? Il fatto di poter cantare, il fatto di pensare alla tua musica? Pensavi fosse più semplice? Sì, per esprimere il mio sogno in Europa, no? Perché sì, ho fatto in Africa, sì, ma voglio andare avanti. Ma non so se è così brutto, ma sono felice, sono vivo, no? Sì. Ed è bello perché insomma il sorriso incredibile. Il sorriso di una persona che davvero ce l'ha fatta in un viaggio. Questo è per far capire forse a tutti l'appello più importante, l'appello più grosso, è quello proprio di David quando dice alle persone non partite perché quello che vi aspetta non è quello che pensate, è una cosa brutta, pericolosa e sì. Insomma persone che purtroppo in questo viaggio non sono arrivate. Io ringrazio David e ringrazio anche Nadia. Fra l'altro bellissima, insomma ci faranno vedere prima o poi le foto di questa bimba bellissima, un sogno che doppio sogno per David, perché insomma ha avuto una bimba, si è sposato, un amore e insomma anche... Sì, sono felice. Grazie. Ed è veramente una storia bellissima che abbiamo raccontato, che vi racconteremo sicuramente nei nostri telegiornali a partire dalle 19:30 questa sera su Treviso. Vi racconteremo la loro storia, faremo parlare ancora David, sentiremo anche Nadia. Dunque io ringrazio. Grazie mille. La ringrazio davvero e vi ricordo che fra pochi minuti ci sarà un film, si parla di infedeltà, Gli infedeli. Io vi lascio con le previsioni del tempo, subito dopo la pubblicità ed il film. Grazie davvero per averci seguito, arrivederci. Vuoi usufruire delle detrazioni fiscali? Chiama lo 0422 320605, Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006. Benvenuti al Meteo, previsioni per giovedì 3 agosto. Sul Veneto crescente instabilità con copertura nuvolosa più frequente sulle zone montane, alcuni spazi di sereno un po' più presenti sulle zone centro-meridionali. Temperature minime tra i 19 e i 21 gradi, massime tra i 26 e i 35 gradi.
Sul Friuli Venezia Giulia durante il corso della giornata probabili rovesci e temporali sparsi che interesseranno la zona montana già dal mattino, in pianura dal pomeriggio. Cielo in prevalenza nuvoloso in montagna, terso nella zona costiera. Le piogge potranno essere anche localmente intense. Sulla costa soffierà vento da sud moderato, sulla zona montana vento da sud-ovest moderato in quota. Temperature minime comprese tra i 20 e i 23 gradi, massime tra i 27 e i 31 gradi. Sul Trentino Alto Adige si prevedono schiarite alternate ad annuvolamenti con possibili rovesci o temporali dal pomeriggio e sera. Temperature minime tra gli 11 e i 22 gradi, massime tra i 23 e i 30 gradi. Dal meteo è tutto, arrivederci. Vuoi usufruire delle detrazioni fiscali? Chiama lo 0422 320605 Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006.